Cari telespettatori, ben ritrovati. Siamo in diretta dalla cappella del Seminario Vescovile di Vittorio Veneto e ci apprestiamo a trasmettervi la Santa Messa, una celebrazione in cui ci sarà il rinnovo dell'atto di affidamento a Maria, compiuto per la prima volta nel 1943, durante la guerra. Allora i seminaristi si affidarono alla Madonna per scampare dai pericoli della guerra e il seminario quindi ogni anno in questa data, l'11 febbraio, rinnova questo atto di affidamento. Infatti al termine della Santa Messa ci sarà una breve processione nel cortile del seminario per giungere alla grotta appunto della Madonna, in cui avrà luogo un momento di preghiera conclusiva. Diamo quindi spazio alle immagini che vi giungono appunto in diretta dalla cappella del Seminario Vescovile di Vittorio Veneto. Nel giorno in cui facciamo memoria della Beata Vergine Maria, col titolo di Nostra Signora di Lourdes, la Chiesa Universale ci invita a portare al cuore dell'Immacolata ogni realtà di malattia e sofferenza. In questa celebrazione eucaristica e nel tratto di strada che ci porterà di fronte all'immagine di Maria, desideriamo affidare il nostro seminario, il Ministero degli Educatori, il percorso formativo dei seminaristi, gli incontri che la settimana vocazionale ci sta donando l'opportunità di vivere nelle comunità parrocchiali dell'unità pastorale di Ceneda. Ci introduciamo all'Eucaristia col canto numero 51, Santa Chiesa di Dio, strofe 1 e 6. Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo, il Signore ti guida, Egli è sempre con te. Cristo vive nel cielo, nella gloria dei santi. Cristo vive nell'uomo e cammina con noi. Per le strade del mondo, verso l'eternità, alla Vergine Santa eleviamo la lode. È la Madre di Dio che ci dona Gesù. Cristo vive nel cielo, nella gloria dei
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il Spirito. Come ci è stato ricordato all'inizio di questa celebrazione eucaristica, ci ritroviamo in questo pomeriggio per onorare la Madre di Gesù anzitutto e per affidarci ancora una volta come educatori, seminaristi a Maria con l'atto di affidamento che faremo alla fine di questa celebrazione eucaristica. Una celebrazione eucaristica che si inserisce in un contesto particolare che stiamo vivendo come seminario in questi giorni nella unità pastorale di Ceneda, che è la settimana vocazionale. Infatti questa sera sono presenti tanti fedeli di questa unità pastorale di Ceneda, unita anche all'unità pastorale della Valle dei Fiori, con la quale condividiamo il nostro impegno pastorale come sacerdoti del seminario. A tutti benvenuti e a tutti una buona celebrazione, durante appunto la quale vogliamo ancora una volta affidarci a Maria e chiederle l'intercessione all'inizio di questa celebrazione mentre presentiamo al Signore i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo.
solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Signore, tu sai quanto timidi e incerti sono i pensieri dei mortali. Per intercessione di Maria, Madre del Buon Consiglio, nel cui grembo virginale il Verbo si è fatto uomo, concedi a noi il tuo Spirito, perché ci faccia conoscere ciò che piace a te e ci guidi nei travagli della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Al compiersi della Pentecoste si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Parola di Dio. Beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che teme il Signore. Beato l'uomo che si applica alla sapienza e medita sulla sua giustizia e con l'intelletto scruta i segreti divini. Beato l'uomo che teme il Signore. Egli considera nel cuore le sue vie, ne penetra con la mente i segreti, la insegue come uno che segue una pista, si apposta sui suoi sentieri. Beato l'uomo che teme il Signore. Egli ne studia le opere attraverso le finestre e sta ad ascoltare alle sue porte,
Egli riposa vicino alla sua casa, conficca un piolo alle pareti, pianta la propria tenda accanto ad essa e trova riposo per sempre in quel luogo benedetto. Beato l'uomo che teme il Signore. Metterà i propri figli sotto la sua protezione e sotto i suoi rami si rifugierà. Essa lo riparerà dal caldo e all'ombra della sua gloria avrà riposo. Beato l'uomo che teme il Signore. A me appartiene il consiglio e la saggezza, mia è la prudenza, mia è la fortezza. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi glielo portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. A Cana di Galilea, in quella particolare festa di nozze,
alla quale è presente anche Gesù e che il Vangelo ci ha appena presentato, è venuto a mancare il vino, lo abbiamo sentito. Mi sono detto, ahimè, quante volte facciamo anche noi questa esperienza della mancanza di vino in determinate situazioni della vita. Partiamo entusiasti, convinti, determinati, poi cammin facendo viene a mancare il vino, una sofferenza, un fallimento, una delusione, uno sconforto e ci rendiamo conto che manca qualcosa di importante. Viene a mancare il vino simbolo della gioia, della festa, della gratuità. Un po' come gli apostoli nella prima lettura che abbiamo ascoltato. Ritornano a Gerusalemme dopo che Gesù fu assunto in cielo e si rifugiano con Maria nel cenacolo. Anche a loro manca qualcosa, manca la voglia di vivere, manca la voglia di andare avanti, di uscire verso gli orizzonti luminosi e vasti della missione. Sono impietriti dalla paura e non si muovono. Allora tutto diventa grigio, faticoso, cresce la depressione, aumenta la noia. La vita si riempie di futilità, di non senso. Si rischia perfino di diventare criticoni e anche rancorosi. Maria, a Cana, si accorge dell'assenza del vino della gioia, del vino della gratuità e dell'apertura. E mi piace pensare che nella prima Pentecoste degli Atti degli Apostoli, così come ci è stata raccontata nella prima lettura, gli Apostoli stessi ricorrano sempre a lei nella loro delusione. Nel loro essere privati del Maestro. Ricorrono a Maria in un certo senso per ricevere un buon consiglio, una parola buona, un conforto, un sostegno. Fate qualsiasi cosa egli vi dirà, dice Maria ai servi alle nozze di Cana. Bisogna riempire le giare, perché manca il vino. Ecco che cosa bisogna fare. Manca nella vita di ciascuno di noi, spesso. Manca nella vita di colui che abbiamo accanto. Forse manca anche nelle nostre comunità. Manca qualcosa, manca qualcuno. Siamo come in lutto. La paura ci ha tarpato le ali, non riusciamo a volare. Siamo incapaci di uscire fuori dai nostri recinti fortificati, rassicurati dalle nostre meschine chiusure. E Maria
se ne accorge. Meno male che qualcuno si accorga. È lei la prima che vede la mancanza di qualcosa, di qualcuno alla nostra vita. E Maria ne informa immediatamente il figlio Gesù e a noi intima: fate, non aspettate, non rassegnatevi, ma datevi da fare, mettetevi in movimento, sbrigatevi. Dobbiamo riempire le giare fino all'orlo con l'acqua, non abbiamo altro. Dal poco al tutto, dall'insignificanza al miracolo. Dobbiamo riempire le giare di pietra, simbolo certo di una fede stanca, impietrita, trascinata, come spesso è la nostra, come era certamente quella degli apostoli nel cenacolo. Eppure questi nostri vissuti di fede, anche se svuotati, spesso stanchi e sviliti, vanno riempiti al più presto. La nostra fede va vissuta con tutto ciò che siamo, guai mollare, guai fermarsi. Riempiamo le giare della nostra vita anche se sono di pietra. Il resto lo fa Lui, lo sposo Gesù, che sta celebrando le sue nozze proprio con noi. Quell'acqua attinta diventa un vino straordinario. Certo, lo sposo trasforma litri ettolitri, intere botti nostre di acqua in ottimo vino. E la madre del Signore, prima fra i discepoli, prima fra i credenti, discretamente si accorge, discretamente si affianca, discretamente sostiene e guida i passi incerti della nostra vita. Lei che, come la definisce Papa Francesco, è l'influencer di Dio e come tale agisce sempre e non ci abbandona mai, né di fronte a noi stessi, né tantomeno di fronte a Dio. Eccomi, Signore, pronto a riempire le giare della mia vita con l'intraprendenza, il coraggio, la paresia. Eccomi, Signore, pronto ad accogliere il vento gagliardo, il fuoco del tuo spirito, per essere sospinto fuori a disegnare con la mia vita e la tua energia divina nuove prospettive missionarie di impegno. Eccomi, Signore, pronto a fare ciò che tu mi dirai sempre.
ha voluto Maria Santissima, madre del suo Figlio, piena di grazia e benedizione. Preghiamo perché renda partecipe di questa ricchezza la Chiesa e l'umanità intera. Preghiamo insieme e diciamo: Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per la Chiesa, perché condividendo le gioie e le angosce degli uomini di oggi, sia sempre più segno vivente dell'amore di Dio per l'umanità e annunciatrice del Vangelo di Gesù. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per la città di Vittorio Veneto, grazie all'impegno e dedizione delle autorità civili, sia un luogo dove regnano relazioni di pace e giustizia tra i cittadini. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per il nostro seminario, sostenuto dalla Vergine Maria, esprima sempre la sua fede salda e gioiosa in Cristo, per poter formare nuovi santi sacerdoti e appassionare i giovani al Vangelo. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per i malati, sentano in ogni momento accanto a sé il conforto del Signore nella sofferenza e trovino famiglie, comunità e istituzioni capaci di prendersi cura integralmente della loro precarietà. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per la settimana vocazionale che stiamo vivendo nell'unità pastorale di Cenedo, perché sia un'opportunità per scoprire la bellezza della chiamata ad una speciale consacrazione e un'occasione per pregare autenticamente il Signore affinché mandi operai per la sua messe. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Per noi qui riuniti, affidandoci a Maria e sostenuti dallo Spirito Santo, non ci manchi un cuore aperto alle necessità dei fratelli e la gioia di chi testimonia l'amore di Cristo. Preghiamo. Dio dell'amore e della pace, ascoltaci. Dio della salvezza, che in Maria hai esaudito le attese e le speranze dell'umanità, fa che questa nostra generazione, liberata da ogni forma di orgoglio e di violenza, costruisca con la forza del tuo Spirito un mondo di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Canto O Dio dell'universo, numero 81. O Dio dell'universo, o fonte di bontà, il pane che ci doni lo presentiamo a te. È frutto della terra, è frutto del lavoro di venti sulla mensa, il cibo dell'amore. O Dio dell'universo, o fonte di bontà, il vino che ci doni lo presentiamo a te. È frutto della vite, è frutto del lavoro di venti sulla mensa, sorgente d'unità. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno,
ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Lo spirito del consiglio che avvolse la Beata Vergine Maria della sua presenza ineffabile scenda su questi doni che portiamo all'altare e li trasformi in offerta pura a te gradita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai colmato dei tuoi doni Maria di Nazaret, perché divenisse degna madre e generosa socia del Redentore. Guidata dallo Spirito Santo, ricercò in tutto e sempre il tuo volere, e magnificando la tua misericordia aderì intimamente al tuo eterno consiglio di ricapitolare in Cristo tutte le cose. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre, veramente santo, a te la lode d'ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie e con una preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne, a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco di Sales e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, o Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo, e concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il suo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Canto Nulla con te mi mancherà, numero 106. Nulla con te mi mancherà, rifiorirà questa mia vita. Accanto a te grazia e bontà, serenità, pace infinita. Pascoli ed acque troverò, camminerò per il tuo amore. La notte più non temerò, ti seguirò, sei il buon pastore. I miei nemici vincerai, mi mostrerai la tua alleanza. Con olio il capo mi ungerai, mi
sazierai con esultanza. Pascoli ed acque troverò, camminerò per il tuo amore. La notte più non temerò, ti seguirò, sei il buon pastore. Preghiamo. La partecipazione a questi santi misteri ci rinnovi nel tuo spirito, o Padre, perché alla scuola del tuo Figlio, che per mezzo di Maria ci hai donato come consigliere ammirabile, impariamo a discernere ciò che è conforme alla tua volontà e siamo salvi nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Guidati dalla luce delle candele, ci abbiamo in processione verso la grotta, nella quale è custodita la statua di Maria. Rinnoveremo l'atto di affidamento al suo cuore immacolato, preghiera che fu pronunciata per la prima volta 77 anni fa, l'11 febbraio 1943, dai seminaristi, quei sacerdoti educatori ed insegnanti. Portiamo con noi il testo della preghiera. Nel canto delle litanie invochiamo l'intercessione della Madonna sulle comunità che costituiscono la famiglia del seminario. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, celentes et flentes, in
lac lacrimarum valle, eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Madre di misericordia, Vergine prudentissima, Vergine degna di onore, Vergine degna di... Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della santità divina, sede della sapienza, causa della nostra letizia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'eterna gloria, dimora tutta consacrata a Dio, rosa mistica, torre di Davide, Torre d'Avorio, prega per noi, Casa d'Oro, prega per noi, Arca dell'Alleanza, prega per noi, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti, prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. Regina degli angeli, Regina dei patriarchi, Regina dei profeti, Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, Prega per noi. Regina dei veri cristiani, Prega per noi. Regina delle vergini, Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, Prega per noi. Regina della famiglia, Prega per noi. Regina della pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Nel desiderio di affidarci al cuore immacolato di Maria, uniamo le nostre voci nella preghiera. Noi, superiori, professori e alunni di questo seminario, offriamo e consacriamo a Te, o Maria Immacolata, nostra Madre, le nostre anime e i nostri corpi, il nostro cuore e la nostra vocazione, il nostro seminario, tutta la nostra vita e la nostra eternità. Ti supplichiamo, o Regina del Cielo, d'esserci Madre e Maestra, affinché in Te possiamo conoscere meglio la volontà del Tuo Figlio Gesù e con Te possiamo compiere sempre ciò che a Lui piace. Per la Tua gloria, o Madre nostra, vogliamo raggiungere con tutto il nostro impegno la santità che il Signore ci chiede nel nostro cammino vocazionale e riconosciamo che sarà opera e merito Tuo, o Vergine Immacolata, se nel nostro seminario matureranno abbondanti frutti di virtù cristiane e sacerdotali. A Te sarà dovuta tutta la lode e per mezzo di Te al Tuo Divin Figlio Gesù, cui appartiene ogni onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Prima di ricevere solennemente la benedizione al termine di questa celebrazione vissuta intimamente e come famiglia del seminario, oltre che come famiglia allargata dentro alla unità pastorale di Ceneda, alla unità pastorale Valle dei Fiori, un grande grazie a tutti voi che avete partecipato. In modo particolare mi permetto un grazie al parroco della cattedrale di Salsa, Don Graziano, al parroco dei Santi Pietro e Paolo e Meschio, Don Silvano, con il collaboratore Don Tarcisio, al responsabile della comunità Il Germoglio, Don Domenico,
e appunto a tutti voi che avete partecipato. Un ulteriore grande grazie lo dobbiamo anche alla Tenda TV che ha voluto metterci in sintonia con tutti coloro che in questo momento hanno seguito attraverso la rete TV appunto questa celebrazione, per la grande disponibilità e per la dedizione che sempre offre a tutto il territorio con le sue trasmissioni. Accogliamo ora la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. O Dio, proteggi il tuo popolo, perdona i nostri errori e convertici al tuo amore, perché possiamo servirti con piena dedizione in tutti i giorni della nostra vita. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. È l'ora che pia la squilla fedel, le note ci invia dell'Ave del ciel. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Umil Bernardetta del messo divin, per mano s'affretta al fiume vicin. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. È l'ora più bella che suona nel cuor, che mite favella di pace ed amor. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. E con questo momento di preghiera presso la grotta della Madonna, a pochi passi dalla cappella del seminario vescovile di Vittorio Veneto, si conclude questa bella celebrazione. Come è stato ricordato, abbiamo rinnovato l'atto di affidamento a Maria da parte appunto del seminario di Vittorio Veneto, compiuto per la prima volta appunto nel 1943 durante la guerra. Un grazie al seminario che ci ha accolto e ci ha permesso di realizzare questa diretta televisiva. Tra l'altro appunto questa diretta si inserisce nella settimana vocazionale, una settimana particolare in cui i seminaristi escono dal seminario e vanno a incontrare tanti gruppi, tante realtà del territorio, e quest'anno stanno incontrando appunto l'unità pastorale di Ceneda. Grazie ai tecnici che hanno reso possibile questa diretta televisiva, grazie a Davide Parpinello e ad Osvaldo Astori. Da Federico Campodall'Orto l'augurio di una buona serata.